I loro strumenti, venghino come si dice alla Fantozzi. Vai con la sigla. Eccoci qua. Allora, qui vedo degli strumenti. Allora, nome, attività e nome dello strumento. Verde. Zamponiare Friulani. Vi presentiamo una manfrina in Mi minore per Zampogna e Molisana e accompagnata a tamburello e chitarra. Ok, tu invece sei Bruno, suoni la zampogna e sei di? Forgaria. Nel Friuli, provincia di Udine, appena sul confine comunque, vabbè. Claudio, sono Sì. la chitarra, Forgaria. Forgaria, bene. 2 chitarre di Forgarie, bene. L'altro microfono, scusa, ce l'ho io, te lo vedo subito. Quindi perché... questo mi fa pensare che, No, che la zampogna si può suonare anche non a Natale, giusto? Perché Esattamente, voglio dire, ecco, e soprattutto c'è una differenza tra zampogna e cornamusa. Adesso riprendo questo microfono, glielo chiedo al volo. Qual è la differenza tra la zampogna e la cornamusa? Perché tutti vediamo sto sacco a penzoloni, come si dice così, però dopo lui spiegherà perché, e questa sorta di canne che si suonano, quindi, però per il pubblico il 90%, anche il 99%, penso che non sappiano la differenza tra zampogna e cornamusa, vero? Adesso la sapete, adesso la dice, Allora, fanno parte della famiglia degli aerofoni a sacco, quindi strumenti che utilizzano sacco per l'emissione dell'aria. La differenza fondamentale fra la zampogna e le cornamuse europee è che nelle cornamuse le canne entrano direttamente nel sacco, nella zampogna invece entrano nella testa, questa testa di legno, e permette di avere più canne più vicine, quindi di modulare 3 canne contemporaneamente, a differenza di una qualsiasi cornamusa che ne moduli una sola. Ok, quindi si può suonare anche in altre tonalità in realtà, no? Non solo tonalità fissa come una, metto il microfono, come una cornamusa che per esempio suona in una tonalità fissa tipo Do, Sol, Re, di Mi. Ah no, faccio io self service, tranquillo. Ok, allora ci ascoltiamo che canzone, scusa? Manfrina in Mi minore. Ok, a voi Zampognari Friulani. Particolare questa musica. sono pezzi di Natale, quindi, chissà qua a Carpella, un bello spettacolo con le zampogna, perché no? Ah, bello che questo mix di suoni, chitarra con zampogna, con il tamburello. Vabbè, complimenti ragazzi e zampognari friulani, applauso ai zampognari!